Riunione della prima commissione dedicata alle partecipate della Regione del Veneto. In base a una nuova legge statale, meglio conosciuta legge Madia, le regioni hanno l'obbligo di razionalizzare le loro partecipazioni nelle società, a volte di servizio, a volte per attività legate a impegni istituzionali a regione. Ovvio che è un lavoro molto importante che tende a razionalizzare il costo di queste partecipazioni, ma la cosa a cui io sono particolarmente interessato è l'atteggiamento che dovremo avere nei confronti dei lavoratori che sono impegnati all'interno di queste società. In particolar modo Veneto Promozione, ad esempio, dove ci sono delle professionalità molto importanti che meritano di essere valorizzate e magari integrate all'interno di un percorso che comunque è necessario per aiutare le imprese a conoscere i mercati internazionali. Quindi giornata molto importante con la presenza del vicepresidente Forcolì e del dottor Pietrunti, che con il loro intervento abbiamo capito in maniera più dettagliata la situazione. Oggi abbiamo passato al vaglio la situazione delle società partecipate della nostra regione. Ci sono luci ed ombre. L'ombra più profonda è quella che riguarda Veneto Strade, la società partecipata anche dalle province che a seguito dei tagli a legge finanziaria si trovano in forte difficoltà finanziaria. Questa società in particolare per la gestione e la manutenzione delle strade della provincia di Belluno. Però anche qui la Regione deve fare la sua parte perché ha debiti con questa società di quasi 50 milioni di euro, quindi certamente il governo deve ripristinare le risorse per le province e certamente la Regione deve pagare i suoi debiti con la società. Altra società che teniamo sotto osservazione è Veneto Acque, perché portare l'acqua buona ai veneti oggi è una questione fondamentale. Il nostro voto è stato un voto negativo perché avevamo denunciato le situazioni di criticità da tempo, non solo su Veneto Strade, ma penso a Veneto Nanotech che adesso è in liquidazione e quindi ne apprezziamo l'operazione di trasparenza, ma ne diamo un giudizio politico negativo.